La Polizia di Stato di Agrigento ha intensificato nei giorni scorsi i controlli sulle strade statali di competenza nei punti di maggiore criticità per la viabilità in attuazione dei piani di prevenzione previsti dal Ministero dell'Interno, anche in vista dell'arrivo della stagione estiva, al fine di scongiurare eventi infortunistici pressoché riconducibili a violazioni delle norme di comportamento espressamente individuate in seno al codice della strada. Nell'ambito di tale attività il personale della sezione della Polizia Stradale di Agrigento ha eseguito circostanziati controlli in località Bellavista sulla strada statale 115, dove insiste un cantiere la cui circolazione è regolata da impianto semaforico per i lavori sul viadotto Re. Durante i controlli 3 conducenti neopatentati residenti nella provincia sono stati sanzionati per aver sorpassato alcuni veicoli incolonnati al semaforo, con conseguente sospensione della patente e decurtazione di 60 punti totali.